Il periodo di sperimentazione e di informazione ormai è agli sgoccioli. Tra un mese, il 17 luglio per l'esattezza, entrerà in funzione il sistema di sanzione automatica nelle aree ZTL di Treviso. Il vice sindaco Roberto Grigoletto lo aveva già anticipato in occasione dell'accensione delle telecamere che le multe sarebbero scattate verso metà luglio. Ora la conferma dopo il passaggio in giunta. Dunque, terminati i 4 mesi di prova ed osservazioni, i varchi elettronici verificheranno che gli accessi siano autorizzati attraverso appositi pass e segnaleranno eventuali violazioni a carico dei veicoli sprovvisti di permessi. 8 le aree che saranno sorvegliate dalle telecamere di sicurezza 24 ore su 24. Da qui al 17 luglio partirà una nuova fase informativa che punta a raggiungere tutti i cittadini per evitare così amare sorprese, perché nonostante il lungo periodo di sperimentazioni, i trevigiani sembrano conoscere ancora poco il sistema dei varchi. Basti dire che ad oggi sono ancora 400 gli accessi quotidiani non autorizzati. Un mese dunque per educare i cittadini e ridurre gli irregolari.